È morta dopo una banale operazione alle tonsille praticata lunedì scorso nel reparto di otorinolaringoiatria La Mezzia Terme Sara M., una bambina di 9 anni che dopo l'intervento era stata dimessa mercoledì. La piccola si è sentita male nel fine settimana e sabato è morta. 8 anni fa, nel 2003, anche il padre morì per un presunto caso di malasanità, ma l'indagine venne archiviata. La procura di Lamezia ha disposto l'autopsia sul corpicino della bambina. Domenica di sangue a Paola. Il 41enne Guido Serpa, pastore, è stato ucciso a pochi metri dal suo podere in località Cozzo Castagna, zona impervia a poco più di 2 chilometri dalla statale 107, la Paola Cosenza. Dopo l'allarme lanciato dalla famiglia, il corpo dell'uomo era stato trovato riverso a terra, freddato con 4 colpi d'arma da fuoco, sparati a distanza ravvicinata. L'autopsia disposta dal magistrato per oggi fornirà ulteriori dettagli utili alle indagini. È stato catturato dai carabinieri del comando provinciale di Cosenza Salvatore Galluzzi, pericoloso latitante appartenente alla locale di 'ndrangheta attiva nel Basso Ionio cosentino. Urizzo è ritenuto uomo di fiducia di Nicola Acri, a sua volta temutissimo killer, considerato il boss della cosca di Rossano, arrestato nel novembre scorso dopo un periodo di latitanza. Galluzzi è stato rintracciato a Vigevano, in provincia di Pavia, insieme a 2 favoreggiatori non calabresi che non sono stati arrestati. Nella stessa serata i carabinieri di Rossano hanno tratto in arresto anche Giuseppe Morrone, 32enne incensurato che ne avrebbe favorito la latitanza fornendogli documenti falsi. Sono 114 le persone denunciate nel corso dell'anno scolastico 2010-2011 per il fenomeno della dispersione scolastica nell'Ametino. Dai controlli effettuati dalla Compagnia dei Carabinieri di Lamezia Terme è emerso che capofila del negativo primato è proprio il territorio del comune di Lamezia Terme. Con l'80% delle infrazioni, il 20% è equamente ripartito tra i comuni di Gizzeria e Falerna. I controlli si avvalgono della sinergia dei dirigenti degli istituti scolastici e i servizi sociali che ogni anno segnalano alla Procura della Repubblica tutti i casi di quei genitori o esercenti la patria potestà che non inviano i propri figli alla scuola dell'obbligo. Sono stati resi noti nella serata di ieri i nominativi dei componenti della nuova giunta Zurlo alla provincia. Si tratta di Ubaldo Prati, oncologo, che avrà la vicepresidenza e presumibilmente la delega all'ambiente. Nella squadra con lui Giovanni Francesco Adamo, commercialista, Maria Dele Bottaro, funzionario presso la giunta regionale, Giovanni Lentini, consulente finanziario, Antonio Leotta, architetto, Marcello Praticò, docente, Domenico Spataro, agronomo. Oggi alle 17 Zurlo presenterà il nuovo esecutivo nella sala giunta. In riduzione l'arretrato dei ricorsi complessivamente pendenti e aumento i ricorsi presentati in materia di sanità e parchi eolici. Questo è in sintesi il bilancio presentato in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale amministrativo della Calabria. Nella sua relazione il presidente del TAR Calabria, Giuseppe Romeo, ha ricordato che sono state 400 le sentenze di merito pronunciate in più rispetto all'anno precedente, con una riduzione dell'arretrato di circa 1.500 ricorsi sui 24.457 in giacenza. Scuola Sicura è questo il nome del progetto organizzato dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco con l'amministrazione provinciale di Catanzaro e l'ufficio scolastico regionale. I funzionari dei vigili presso le scuole dove impartiranno ai ragazzi le regole basilari sui temi di sicurezza e le uscite d'emergenze. I dettagli sono stati presentati dal comandante dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, Felice Di Pardo, in presenza del prefetto Antonio Reppucci, il presidente dell'associazione promotrice Domenico Attisani e il dirigente dell'USR Giacomo Cartella. Sila Dono Sovrano è la mostra fotografica aperta al pubblico fino al 27 marzo prossimo a Palazzo Arnone, 90 opere, un reportage unico composto dagli scatti di grandi maestri dell'obiettivo, Antonio Manta, Tony Anteron, Paola Binante, Francesco Granelli, Paolo Pagni e Pietro Vallone. Il fascino e la suggestione della natura selvaggia è raccontata attraverso la pellicola che cattura il momento unico nel suo essere, ma che si ripete ciclicamente nei secoli. La tecnica sperimentata si chiama crapping, l'inventore è Antonio Manta.